Samuele Muglia, un gol da alti palcoscenici, hai lì dato diciamo, la speranza in una partita che sembrava quasi persa. Io ho detto in telecronaca ci vuole il miracolo l'hai fatto te e tutti i tuoi compagni per arrivare a questo tre pari, con un gol che hai dedicato poi ad Andrea Pasci. Certo, oggi volevo segnare a tutti i costi per dedicargli questo gol. Lui era un grande appassionato anche di hockey come del carnevale e di tutte le cose di Viareggio, quindi ci tenevo tantissimo come amico, aveva suonato al mio matrimonio e ero particolarmente legato a lui come tutta Viareggio, quindi se lo merita e sono contento che sia arrivato, sono contento che sia arrivato in un momento importante e adesso siamo un po' dispiaciuti perché volevamo la vittoria, però per come si era messa siamo contenti di un pareggio, abbiamo penso meritato il pareggio, però insomma l'abbiamo vista brutta. C'è stato un attimo di sbavatura in quel momento in cui il Salzano si è portato sul 3-1, però siete stati bravi a reagire. Sì, non so se è stata una sbavatura, è stato un gol un po' rocambolesco e ci ha un attimo distratto, abbiamo preso subito anche il 3-1 e dopo ci siamo ricompattati, abbiamo ricominciato a spingere, a giocare e penso che poi abbiamo meritato il 3-3 e abbiamo anche rischiato forse di fare il gol vittoria. Sarebbe stato forse anche troppo per come si era messa la partita, però insomma abbiamo recuperato una partita importante, qui in casa nostra non deve vincere nessuno e almeno per il momento ci siamo riusciti.